Eder. Mac. Pallister. Liliana Resinovic, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere 20 giorni dopo nel parco dell'ex ospedale psichiatrico, resta ancora oggi al centro di un enigma giudiziario che si fa ogni giorno più intricato. Nelle ultime 48 ore il caso ha vissuto nuovi sviluppi che rimettono in discussione la versione iniziale della vicenda e aumentano i dubbi attorno alla morte della donna. Protagonista delle attenzioni resta Sebastiano Visintin, marito di Liliana e oggi unico indagato con l'accusa di omicidio. La sua posizione si fa sempre più critica anche alla luce delle analisi tecniche recentemente rese pubbliche. Al centro delle discussioni c'è la frattura alla vertebra T2, ritenuta da diversi esperti un segno compatibile con un'azione violenta e difficilmente riconducibile a una semplice caduta accidentale. La frattura, già oggetto di perizia medico-legale, rappresenta per la famiglia Resinovic e per il fratello Sergio un elemento che smonta la tesi del suicidio per asfissia volontaria, ipotizzata dalla difesa. Tra gli aspetti emersi ci sono nuove valutazioni su alcuni reperti sequestrati, come i coltelli trovati nell'abitazione di Visintin. Su alcune lame è stata rilevata la presenza di polvere di zirconio, sostanza tipicamente legata a operazioni di affilatura. Questo dettaglio fa ipotizzare che quegli strumenti possano essere stati modificati o preparati per un uso preciso o anche alterati in un secondo momento, forse per confondere le indagini. I coltelli sono ancora oggetto di analisi approfondite. Si cercano tracce biologiche o elementi che li colleghino direttamente alle ferite interne rilevate sul corpo della vittima. Un altro nodo cruciale riguarda i dispositivi informatici sequestrati, tra cui 5 hard disk che contengono migliaia di file, foto e conversazioni. Sono ancora in corso accertamenti per verificare se quei contenuti siano stati manomessi, cancellati o selezionati con l'intento di costruire una narrazione alternativa, magari orientando l'attenzione verso l'ipotesi di una crisi personale legata alla relazione extraconiugale con Claudio Sterpin. Alcuni file sarebbero stati eliminati dopo la scomparsa di Liliana. E questo sta spingendo gli investigatori a ipotizzare un possibile tentativo di depistaggio. Sterpin, pur non essendo indagato, è stato sentito più volte come persona informata sui fatti. Le sue dichiarazioni sono sotto attenta analisi, anche perché eventuali incongruenze rispetto a quanto già riferito in passato potrebbero configurare ipotesi di reato, come false dichiarazioni o falsa testimonianza, se dovessero emergere elementi oggettivi in contrasto con i suoi racconti. La nuova perizia medico-legale disposta dalla Procura non è ancora stata depositata, ma viene considerata decisiva per chiarire le cause esatte della morte e per rispondere ai molti interrogativi ancora aperti. Saranno fondamentali anche gli esiti delle analisi sui coltelli e sul materiale informatico. Il confine tra suicidio e omicidio resta sottile, ma sempre più segnali sembrano spostare l'ago della bilancia verso l'ipotesi che Liliana non si sia tolta la vita, ma sia stata vittima di un'azione deliberata e pianificata. Ricordate che siamo ancora a capire perché nessuno ce l'ha detto con certezza che si tratta di un omicidio. La Cattaneo esclude il suicidio. Ok, no, emerge proprio per tabulas chiaramente che vi sono delle discordanze. La vertebra danno per scontata che c'era la vertebra fratturata il giorno del ritrovamento. Ok? Non è vero. La vertebra è stata fratturata il giorno in cui viene portata nella sala autoptica. È una frase che va letta nella sua interezza. Sta a significare che, essendoci una asimmetria degli emitoraci, la dottoressa Giaconi interpreta dicendo che non vi sono lesioni fratturative a quel livello. Ovviamente poi vi è stata una rilettura della TAC fatta immediatamente prima dell'autopsia. La dottoressa Giaconi rivede il particolare che è alle mie spalle e ovviamente si diagnostica la presenza di una intaccatura
a quel livello vertebrale. Io spero che su questo capitolo della presenza di questa lesione fratturativa si ponga la parola fine. Sebastiano, per te Liliana si è suicidata? Tutto quello che è emerso, questi documenti lasciati a casa, i telefoni, la fede, e questo è un cosa che comunque è un dubbio che ci resta dentro. Io spero che la procura faccia le indagini a 360 gradi, ricordati, 360 gradi in tutte le parti, e questo potrebbe dare delle risposte. Non è, hai visto che ultimamente preferisco non andare dalle televisioni, ognuno la vede e la pensa come vuole lei. Io personalmente, anche con i miei avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, che stanno in questo momento lavorando intensamente con tutti i nostri consulenti, per dimostrare che io non ho niente a che fare con la scomparsa di Liliana. Questo è quello che stanno facendo adesso. Ma le indagini sono aperte, stanno ancora valutando, non so cosa ne verrà fuori, insomma. Non lo so. The Quarrymen sono diventati i Beatles e la banda degli onesti sono diventati la banda dei tenaci, nome che non piace. Comunque il loro sogno è vederti dietro le sbarre. È possibile che ciò accada? Non farmi queste domande, ti prego. Mi sembrano un po' eccessive, dai. Io sono a disposizione, anche adesso se andiamo fuori che mi portano dentro, io sono a disposizione, per carità. Non ho niente da nascondere. Se qualcuno pensa che io abbia a che fare con la morte di Liliana, ma già quando sono venuti a casa mia, quella volta, io ho detto, fatemi un favore, prendetemi le manette, me li portate dentro, così siamo tutti in pace. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana. Il cordino era nel cassetto della tua cucina, come mai? Io non posso risponderti, sarà i miei legali, i miei consulenti che risponderanno a questo. Io su questo non voglio rispondere, perché comunque saranno i miei legali che, quando sarà il momento, se il cordino, tante cose bisogna valutare. Claudio Sterpin probabilmente sarà parte civile in un eventuale processo contro di te e ti chiederà dei soldi per il danno che lui ha subito. Hai un maialino pronto da rompere per dargli delle monetine? Fai domande assurde, scusami. Lui può dire quello che vuole, io non rispondo su quello che dice lui. Io sono disgustato dal fatto che la superperizia chiesta dai miei consulenti, da Paolo, Alice e Bevilacqua, non sia stata accettata. Questo per me è scandaloso. Io di Claudio non voglio neanche parlarne, per carità. Il signor Claudio, chiedo, scusate, parli di una donna che non c'è più, che parli di tutte queste cose qua, storie d'amore, ma non ti rendi conto di mancanza di rispetto verso questi signori, verso la famiglia? E parlare di suicidio, io l'ho detto, chi parla di suicidio, lo continuo a dire, è un emerito idiota, anche e soprattutto se il suicidio corrisponde a trovare la Liliana per come è stata trovata. Il suicidio, infatti, è meglio dire che è strano per come Liliana è stata ritrovata, perché a parlare di suicidio fu anche Sterpin quando disse che senza di lui Liliana minacciava di togliersi la vita. Io dico che Sebastiano e gli altri hanno dovuto farlo, perché pesando le due cose, insomma, era talmente poco credibile la storia di un suicidio che, ripeto, solo un demente poteva pensarla. Non voglio neanche pensare ai suoi ultimi momenti di vita, è meglio che non ci penso, perché sennò
viene fuori veramente la bestia che è in mezzo. Giustizia per Liliana oppure? Soprattutto vendetta. La giustizia è una cosa secondaria che non so se si può chiamare tale più. Sono convinto che diversi personaggi di questa storia sanno inizio e fine. Spero no, che abbia un rimorso, un rigurgito di coscienza. Sebastiano potrebbe solo essere un ingranaggio nel sistema che ha portato alla morte di Liliana. Ma lo dico tuttora, io spero anche per lui, perché se no è ancora più meschino di quello che potrebbe essere come persona. Cioè, se uno dopo aver ammazzato la moglie si comporta come lui a strombazzare da tutte le parti amore, 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 cioè neanche se facesse, non so, un palcoscenico. Una delle ipotesi storiche è che qualcuno vicino a Sebastiano avesse bisogno di soldi, magari per qualche attività commerciale, e ha dovuto ammazzare Liliana. Sebastiano, naturalmente, visto il ruolo e magari il legame, si è trovato a dover difendere. Non è escluso, perché qua si può non escludere niente, secondo me. Conoscendo bene Liliana, lei non avrebbe potuto, anche se era costretta a rimanere chiusa da qualche parte, avrebbe fatto di tutto per mandarmi un segno, probabilmente lo avrebbe fatto anche con il fratello con il quale aveva comunque un ottimo rapporto, ma in quel momento per lei, purtroppo mi dispiace per fratello e tutti gli altri parenti, ma la persona più importante che aveva, me lo ha detto e ripetuto un sacco di volte, la persona più importante che aveva nella vita ero io. Di questo sono sicuro e convinto, perché lei me lo diceva da tempo. Prima la persona più importante che avevo nella vita era mia madre. Morta lei si è diventato tu. Non ci penso a Lili io. È lei che pensa a me. Veramente resto allibito da quello che dice questo signore. Lasciamole queste cose agli inquirenti, a mettere insieme le cose. I miei avvocati hanno chiesto un esame a 360 gradi. Sterpin ha le sue idee, non lo so, a volte mi fa anche tenerezza, perché dico, probabilmente nella sua testa lui si è convinto di queste cose qua, per carità, però io non posso nascondere 32 anni insieme, viaggi, tutto quello che abbiamo fatto, condiviso, con 500-600 mila foto che io ogni giorno pubblico. Io vorrei che anche lui capisse determinate cose, capisci? Io non metto in dubbio che lui nella sua testa si sia creato una storia d'amore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.